il nostro Presidente. Era estremamente preparato e dobbiamo a lui gran parte della tradizione che ancora si mantiene, perché il merito di invitarci, di istruirci e di metterci avanti alla tradizione romana che attraverso il bene ed altri poeti del suo tempo è giunta fino a noi, e questo grazie a persone della sua tempra che hanno saputo incidere nella nostra coscienza l'amore per questa tradizione. Io ho seguito da molti anni le sue forti possibilità istruttive ed ho raggiunto un livello poetico di cui sono fiero, e per Roma e per questa memoria che lui ci ha tramandato. Vi leggerò una poesia una triste poesia e profonda che lui scrisse per la morte di sua madre. L'alberetto. Quando mia madre agnete sulla schiena gli messero il vestito con i fiori e con le foglie, pieno di colore, sopra la terra e accosto una piantina. Io l'andavo a bagnare tutte le volte che lo potevo fare. Mi pareva che fosse una sentenza per seguita a campare dopo la morte. Puro la terra è madre, e mo che un alberetto e caccia fuori qualche rama dal tronco, qualche volta accartoccia le fronde, che stringe il vento come fosse un laccio. Mi sdraio sotto all'ombra e poi mi sogno che sì, mia madre che mi piglia in braccio.